Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, rivolta sociale e rivolta pro PAL si saldano ufficialmente nel giorno dello sciopero generale, o meglio dell'ennesimo sciopero generale. Sì, perché sapete che rivolta sociale è ormai la cornice, la parola d'ordine del sindacato nell'era landiniana, l'era dove ormai i sindacati di base o di estrema sinistra, che erano quelli che praticamente oggi portavano avanti lo sciopero, sembrano semplicemente altrettanti filiali della CGIL. Ma al di là di questo è il clima, diciamo, narrativo da mesi ormai. Oggi a Torino è andata in scena una cosa che c'entra ancora meno della rivolta sociale in generale con le esigenze concrete dei lavoratori, ovvero scene di rivolta pro PAL. Perché questo gruppo di studenti pro PAL, che si chiamano proprio collettivi dell'intifada, che in arabo vuol dire rivolta, ed è la parola d'ordine che prese piede appunto quando dei gruppi palestinesi iniziarono l'intifada dei coltelli, la rivolta dei coltelli contro gli israeliani, cioè sostanzialmente aggredire a caso civili israeliani e provare a sgozzarli. Quindi questo è il modello di riferimento di questi come dire, studenti poco studiosi evidentemente. L'intifada palestinese, no? Questi collettivi dell'intifada ci hanno regalato una serie di grandi gesta in questa giornata torinese. Hanno dormito a Palazzo Nuovo occupato nella notte e poi hanno dato il via a questa, come dire, apoteosi veramente di imprese di quelli che Pierpaolo Pasolini avrebbe battezzato per quello che sono, cioè figli di papà, a spese tra l'altro di quelli che sempre Pasolini definiva i veri deboli e incompresi, cioè i poliziotti, perché siamo sempre lì, siamo sempre intrappolati in questo 68 perenne. In ogni caso hanno esordito questo corteo lanciando uova davanti alla sede dell'ufficio scolastico regionale, per far vedere, come dire, quanto ammirano loro il concetto di istruzione. Poi hanno deviato tentando di raggiungere la sede di Confindustria, che già in passato avevano violato, dove si erano già resi protagonisti di atti di vandalismo. Qui hanno lanciato uova contro la polizia, dopo si scandivano cori soprattutto contro Leonardo, fuori Leonardo dall'università, perché Leonardo ha la grande colpa di essere una delle poche eccellenze italiane che lavora anche in termini di difesa, quindi per costoro è sostanzialmente una sorta di spectre guerrafondaia, mentre i loro riferimenti, quelli dell'intifada, sono, non so, dei novelli Gandhi, immagino. Sono arrivati davanti al Politecnico, hanno provato a forzare a entrare negli uffici di Tale Salenia, dove ci sono i laboratori di ricerca. Lì si sono scontrati con la polizia, che, come dire, ha deciso di impedire che venisse commesso un reato, cioè che venissero violati i laboratori di ricerca da questi teppisti che si autodefiniscono eroi dell'intifada. Due sono stati identificati dalla polizia, ci sono stati scontri anche molto pesanti, dopodiché il corteo ha ripreso corso Vittorio Emanuele II al grido di blocchiamo tutta la città. Questa è l'ideologia, ormai non si distinguono da Landini, come dire, mi farei delle domande fossi in un esponente ancora lucido della CGIL, cioè la parola d'ordine è uguale, blocchiamo tutto, e questi qui volevano bloccare tutto. Sono arrivati davanti al cancello della sede RAI di Torino e battendo contro la cancellata hanno sfondato la porta per fare irruzione, facendo notevoli danni, e infine sono stati fermati dai carabinieri. Ecco, questo è il breve racconto delle imprese di questi gentiluomini. Come vedete, ovviamente non c'entravano nulla le ragioni dei lavoratori italiani, ma direi che non c'entrava nulla nessuna ragione, qui di razionale c'è molto poco, c'è solo reiterare alcune parole d'ordine politicamente corrette
per cui il nemico è sempre l'Occidente, è sempre chi lavora nella difesa, è sempre ovviamente Israele, il modello è qualunque, diciamo, eroe degli altri mondi, no? Basta che non sia del nostro mondo. Sono interessanti a questo proposito le parole del segretario generale del sindacato di polizia COISP, Domenico Pianese, il quale ha detto: questo è il risultato di un clima di impunità e di regole insufficienti per garantire il rispetto delle istituzioni e la sicurezza pubblica. È indispensabile procedere senza ulteriori esitazioni con l'approvazione del DDL sicurezza, strumento fondamentale per rafforzare la tutela degli agenti e garantire un intervento efficace contro chi pensa di poter trasformare le città in zone franche. Cioè sono loro, sono i poliziotti, sono gli uomini in divisa in prima linea che vengono bersagliati, a cui vengono lanciati uova, sassi, vengono assaliti, a volte con cartelli divelti, vengono fatti oggetti di sassaiole. Sono loro a dirci che è urgente approvare il DDL sicurezza. Quindi il DDL sicurezza non è questo, come dire, apoteosi di razzismo, questo grande ritorno del fascismo di cui ci parlano ogni giorno i giornaloni e le opposizioncine, ma è qualcosa che serve a chi nelle strade tutela le nostre libertà, difende lo Stato di diritto, tutela la nostra sicurezza. Noi speriamo infatti che il governo vada avanti, come sta andando avanti, ma è ora che la rivolta esplicitamente che si richiama a modelli come l'intifada, ecco, l'intifada nelle nostre strade, nelle strade italiane, europee, occidentali, non può attecchire. Se la polizia che la fronteggia ci dice che serve il DDL sicurezza, è un motivo in più per approvarlo in fretta. Grazie a tutti, a domattina.